Il degrado della droga in pieno centro storico. L'incubo che molti genitori temevano per i propri figli dopo le tante segnalazioni che anche noi avevamo raccolto nelle scorse settimane si è materializzato in piazza San Lorenzo. Un bimbo di 9 anni, mentre giocava con i suoi amici a metà pomeriggio, si è punto con l'ago di una siringa abbandonata. Poi ci siamo messi a giocare appena finito il gelato, io mi sono allontanato un minuto, lì dietro alla chiesa, in mezzo ai buchi medievali, ho trovato questa spilla, ho visto questa puntina, diciamo, della siringa, l'ho tenuta in mano e poi mi sono punto sulla mano sinistra. Poi la mia amica ha trovato il laccio emostatico, l'ha fatto toccare agli altri amici. Poi siamo andati dalla polizia municipale che ci ha detto di andare tutti di dati all'ospedale per i controlli. Controlli di cui si attende l'esito, ma che dovranno essere ripetuti nei prossimi mesi sia per il ragazzino che per 2 suoi amici. La siringa, che sarebbe stata preziosa per le indagini, è sparita perché subito raccolta e gettata nell'immondizia da alcuni passanti. L'angoscia e la rabbia dei genitori, che non intendono assistere più inermi a episodi pericolosi come questo. Un momento di angoscia, ancora tuttora lo è, perché ancora non ho i risultati dall'ospedale, non so, sicuramente andrà tutto bene, lo spero, però questa situazione non doveva accadere. Noi oggi stiamo qui e ci stiamo muovendo con anche tutte le altre scuole per raccogliere le firme e per protestare. Questo è un episodio, è il terzo episodio che capita in poco tempo, è capitato a mio figlio, poteva capitare a qualsiasi altro bambino. Questo è il salotto di Vicenza, non possiamo permettere di abbandonare questi spazi agli sbandati, questi sono spazi nostri e dobbiamo difenderli, quindi valuteremo un'interlocuzione con l'amministrazione comunale perché dobbiamo riprenderci i nostri spazi. Molti dei nostri associati stamattina hanno fatto e avanzato delle richieste da fare all'amministrazione e chiedono appunto di rafforzare la pulizia e il controllo delle aree pubbliche, incrementare le iniziative soprattutto di prevenzione anche nelle scuole.